finalmente grazie alle ragazze perché abbiamo avuto solo 2 giorni per preparare questa partita. Gli ho detto che è una partita che in teoria sulla carta si preparava da solo perché gli stimoli dovevano essere molto alti. In questi 2 giorni abbiamo provato qualcosina, abbiamo anche cambiato modulo e credo che questo modulo ci abbia dato un risultato importante, ripeto, grazie alle ragazze che si sono applicate in poco tempo e hanno fatto veramente una grandissima prestazione. Sì, oltre a fare i complimenti alle ragazze, gli ho detto che sotto tanti punti di vista sono cresciute, anche se sono ragazze giovani, perché venire a giocare una partita con grande personalità come Milano contro il Milan, che è una grande squadra, non è da tutti, e quindi soddisfazione incredibile anche da parte noi dello staff per quello che stanno facendo davvero queste ragazze. Secondo me convinzione in più, siamo cresciute a livello di testa, una mentalità forte che ci contraddistingue ormai dall'inizio della stagione dell'anno scorso, dove abbiamo inanellato dei risultati importanti, dove siamo venuti a mancare proprio contro le grandi squadre, ma che già al finire della stagione dell'anno scorso ci siamo tolti delle bellissime soddisfazioni, quindi è un mix di queste cose che ci porta ad essere non felici ma di più. Beh, io dico sempre che il primo obiettivo è quello della salvezza, qualcuno mi prende per pazzo, però io dico sempre quello: appena raggiungeremo la salvezza vorrà dire che abbiamo del tempo per poterci divertire, per poter fare qualcosa di importante. Quindi abbiamo la Coppa Italia da giocare, abbiamo anche una Supercoppa, non dimentichiamoci che ci teniamo tantissimo, oltre a far bene in campionato e in modo particolare per quello che mi chiede la società e ci chiede la società, di far crescere tante ragazze giovani, che è l'obiettivo primario del lavoro che andiamo a fare durante le settimane. Sì, è un segnale di maturità, è un segnale che le vedi dove mancavano, ora si stanno facendo e quindi è bellissimo vedere la crescita di queste ragazze giovani che poi trasportano in campo e cercano di dare il massimo, e oggi è stato sicuramente un esempio importante questa grande vittoria contro il Milan. Questa è un'ulteriore soddisfazione che ci viene riconosciuta dalle calciatrici, quindi vuol dire che loro con noi si trovano bene e noi con loro ci troviamo da Dio, e quindi è bello stare insieme, è bello formare questa squadra, è bello formare questo gruppo e è bello lavorare perché lo facciamo col sorriso sulle labbra, e questo credo che sia un vantaggio per noi dello staff, avere ragazze che si applicano e soprattutto che vogliono la loro crescita. Per noi grande partita, abbiamo giocato molto bene secondo me, abbiamo giocato con grande entusiasmo, col coraggio e abbiamo vinto, allora perfetto. Sono molto felice per il gol perché noi abbiamo vinto 2-0 e io ho segnato, allora io aiuto la mia squadra a vincere, allora questo gol voglio dare a mia sorella. Noi siamo vicine tanto, allora questo gol è per lei. Sono anche molto felice perché questa è la nostra prima volta che noi abbiamo vinto contro Milan, allora anche l'anno scorso abbiamo 3 partite pareggiate, allora questo è per noi grande vincere. E anche l'anno scorso eravamo forti, ma penso che quest'anno siamo più forti. Vogliamo fare meglio di l'anno scorso. Il mio obiettivo è aiutare la mia squadra. Sì, mi trovo molto bene, penso che sono grande giocatrice, allora sì. Lana ha molta esperienza, Sofia è veloce, è tecnica, allora tutte e due sono brave, sono molto brave, sono felice che posso giocare con loro.